Ti pareva che quel dispettoso di clima non si mettesse a fare i capricci proprio nel weekend di Ferragosto? Così è stato, con buona pace del nutrito esercito di villeggianti al mare e ai monti, che ha dovuto munirsi di ombrelli e tessuti impermeabili dopo settimane di solleone ed un'estate finalmente degna di questo nome. Ingenti i danni del maltempo a nord-est, a Venezia decine di chiamate ai vigili del fuoco per danni provocati da pioggia e vento, disagi in particolare nella zona compresa tra Jesolo e il Lido. Conseguenze del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, con violenti nubifragi nel Pordenonese ed una sessantina di interventi dei vigili del fuoco per rami e tronchi caduti, cartelli stradali sradicati, nonché alcuni tetti scoperchiati. Vento violento anche a Gorizia e nell'Isontino, dove pure un pesante albero è stato scaraventato a terra. Momenti di paura infine per un fulmine che ha innescato un incendio. Secondo gli esperti comunque l'estate è tutt'altro che terminata, e ci mancherebbe, siamo soltanto nella seconda metà di agosto.